Buonasera. E chi lo sa come andrà e si vedrà. Perfetto. Tutte le risposte, perfettissimo. In quanti hanno scritto? Questi sono tutti i post in cui sono intervenuta. Perfetto. Ci piace, ci piace. No, cosa sto facendo? Questa è una cosa che dovrò imparare a fare, cioè di non lasciare di rispondere prima ai post, vi risponderò dopo, vi rispondo dopo. Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Dobbiamo capire come funziona una live, che comunque dovrei aver già capito perché praticamente ne ho fatte già due. Però questa volevo farla un po' diversa perché devo capire come fare determinate cose. Poi ecco, un attimo. Scusate, se volete vedere, vedete, se no fate a meno perché sto cercando di capire, l'ho aperta per capire due cose, poi la chiuderò. Non è una live che deve resistere 3 ore come le altre. E là, guarda chi c'è. Hola. Eliu, non so come ti chiami, non so dirlo. Hola, non so parlare spagnolo. Todo ben? Todo bien? Boh, non so come si dice. Tutto bene? Te lo dico in italiano. Aspetta, Vediamo se ci capiamo così. Grazie di essere qui. Perché mi ascolta e lo vede, lui è bravissimo nel karaoke, è molto bravo. Eliu. Eliu. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Mi hai fatta diventare più vecchia però, sono 64. Grazie a te. Grazie, sei sempre molto gentile. Sia quando mi segui su Cica64 che quando mi segui su ED Esploratori. Non so se ti ho anche messo su Esoteric Whisper of Gaia. Ti aggiungerò anche lì se non ti dispiace. Allora, vediamo un po'. Aspetta, vediamo se ti riesco a mandare anch'io un... non so cosa mandarti però. Queste cose qui non le capisco. Mo te la ritorno. Bastava una. Aspetta, Ok, tieni. Allora, perché abbiamo aperto questa live? Ho aperto questa live perché questo canale qui è preposto ai paesaggi, ai castelli, al mare, alla montagna, alle colline, tutto quello che è
tutto quello che sono i posti dove noi andiamo quando andiamo a fare mhmm, andiamo a fare le indagini paranormali. Lì e su ED mettiamo appunto i risultati del paranormale, mentre su Cicca, mettiamo, quello che è il paesaggio che ci circonda, dove noi viviamo, dove noi andiamo quando andiamo a fare appunto queste sessioni. Andiamo in cerca di questi luoghi. Finora ho un po' vivacchiato, diciamo, su questa cosa qui, mettendo praticamente, ehm mettendo una parte, delle ricerche che facevo con ED, estrapolando la parte paranormale, tirandola via, mettendo solamente i paesaggi, la strada che facevo e via dicendo. Quindi per un bel po' ho ancora un po' di materiale, userò quello, poi andremo in giro e prenderò per conto mio, insomma. O Stella de Oro. Non ti capisco, aspetta un attimo che vedo, metto si può fare? Sì. Un attimo che metto il traduttore, perché se no non capisco cosa mi dici, un attimo. Allora. No, ho sbagliato. Un attimino solo, traduttore. Allora, vediamo un po'. Vediamo. Non so se è la stessa. Io sono italiana e non conosco lo spagnolo. Ti sto mettendo Io parlo italiano, sì, e tu sei spagnolo. Ho messo italiano, spagnolo, sì, per tradurre, ho messo. Sì. Allora aspetta che facciamo così, perché metterò una pagina per tradurre quello che tu mi scrivi e una pagina, così facciamo prima. Allora mettiamo italiano, così ti traduco direttamente e facciamo prima. Ecco qua. Italiano, spagnolo. Un attimo solo, così ci comprendiamo meglio, se lo trovo. Eccoci qua, traduzione, perfetto. Allora adesso vengo di là e vediamo cosa mi hai detto e mettiamo in traduzione. Ma mi hai messo in inglese adesso? Allora, adesso io ti scrivo in spagnolo invece, guarda tu. Allora, non capisco, no, capisco poco lo spagnolo. Ecco qua. Adesso facciamo così, vediamo se funziona, che ci capiamo. Ecco fatto. Colla, vai. Vedi che brava che sono. Aspetta che ti scrivo. Allora adesso arrivo, Hop. Di qua. Arrivo. Oh. Eccoci qua. Incolla e vai. Ciao Roby. Oggi ci ho preso gusto, hai visto? Oggi son partita con Cica perché volevo fargli la prima live anche a questa, che non sapevo se riuscivo a farla, perché mi avevano detto che devo arrivare a un certo numero.
Pensavo di non riuscire a farla partire, ma visto che è partita ormai rimango per un po'. Non tanto perché non saprei neanche cosa dire in effetti. Non era preventivato, come son tutte le abbiamo fatte tutte su tutte e 3 i canali, abbiamo fatto delle live a sorpresa, così, tanto per far qualcosa e pensare che fino a qualche mese fa io non le volevo mai fare perché mi sentivo imbarazzata, fuori maniera. Infatti chi mi invitava a far le live dicevo sempre: "Voi siete pazzi, siete fuori di testa, io non voglio, non voglio, non voglio". No, no, oggi non ho la dis non ho la distributrice seriale Daniela, oggi è a casa sua col suo compagno, è tornato a casa da lavoro e con lui. Oggi sono sola soletta, non ho la disturbatrice, si ti sente. Ah, dai respiro. No, no, ma noi siamo così, ma noi siamo sempre così, tu non credere. Cioè io poi son buona adesso, ma tu tante volte sono anch'io che prevarico su di lei, perché abbiamo tutte e 2 caratteri molto io sembro più tranquilla, lei più ma perché io quando sono imbarazzata mi comporto in un modo e lei in un altro. Lei quando è imbarazzata si butta, quindi, parla, e parla, e parla, e parla, ma perché è imbarazzata. Anche lei no sono le prime live che facciamo, per cui sì. Grazie, grazie Elio. Anch'io sono grata a te. Aspetta un attimo che scrivo a Elio in 2 minuti, eh. Ah, mi tocca usare il traduttore perché non sono brava in spagnolo. Ecco, adesso speriamo che sia corretto perché io mi fido, ma fino a un certo punto dei traduttori. Speriamo che sia giusto. Ehm non so se ti sente, non ho idea perché in questo magari ti sentirà quando, vedrà la live sicuramente, quindi non parlare male perché se no poi, mhmm, macumba. No, noi non facciamo quelle cose lì, mai fatte. Cosa volevo dire? Come al solito son qua, senza adesso oggi non so niente, non so cosa fare. Di solito parla lei, lascio parlare lei così io son tranquilla, non faccio gaffe, non dico cavolate, se le deve dire le dice lei e io me ne lavo le mani. Stasera invece son sola soletta, mi tocca ecco sto guardando la mia amicia, mi tocca prendermi tutte le mie responsabilità per quello che dirò. Grazie. Anche col traduttore va bene. Aspetta, eh. Tu dici? Ah, non lo so. Lei è molto recettiva, occhio che poi ti mette in bolla. Ah, sicuramente. Tra poco magari mi chiama e mi dice: "Stai parlando di me?" Ah, ti dico: "No, non sono io, è lui che parla di te. Ti do tutte le responsabilità." Aspetta che rispondo, ehm, allora, eh, mi auguro cosa c'è Tata?
Ok, speriamo che si capisca. Il mio problema è che non conosco le lingue, però ho tantissima gente carinissima che mi segue oh mamma, ah sì, ok, da tante parti del mondo e di questo sono onoratissima e ringrazio perché non mi aspettavo mi vengono anche le lacrime. Non mi aspettavo di avere contatti da così lontano, cioè di poter che il mio canale potesse piacere a questa gente, insomma, alla gente dell'America del Sud, della Spagna, del Portogallo. Tanti vengono anche tanti, 1 o 2 vengono dall'Inghilterra, dall'America, cioè grazie, grazie, grazie. Ma cosa stai facendo? Scusa, perché ho il cane e il gatto che sta facendo robe strane. Allora, fammi leggere cosa hai scritto? Ho smesso di fare live, ma io le sto facendo, sì, io sto facendo così perché intanto voglio, ti dico, mi sto facendo proprio una violenza su me stessa, perché io meno ne faccio, meglio è, se non le faccio proprio meglio, ma mi hanno consigliato la mia amica Jacqueline, che adoro e bacio, e non so, adesso che starà a dormire a queste ore perché va a dormire presto, che devo farle per il canale, quindi per il canale lo farò, perché comunque il mio sogno è quello di portare, in questo caso era l'Italia più che il mondo, perché non mi aspettavo di finire fuori dall'Italia, sinceramente non me l'aspettavo. Le nostre esperienze, quello che noi riusciamo a prendere, nel gruppo ID. Purtroppo, cioè purtroppo, in 1 anno e mezzo non è che abbiamo fatto grandi numeri, però ultimamente vedo, raggiungendo i nostri amici sudamericani, ehm, spagnoli e portoghesi, più gli altri europei, insomma, che stanno venendo. Ehm, sì, la peruana, sì, Jacqueline. E insomma, con queste persone qui invece mi stanno facendo crescere tanto, mi seguono, sono tanto curiosi, io vado da loro perché son carinissimi, li adoro. Quindi mi sa che sto avendo più successo all'estero che non in Italia. Non so perché, probabilmente in Italia non sono abbastanza simpatica, non lo so, boh. O ci sono gruppi più bravi di me qui che attirano di più, non ho idea. Non mi faccio neanche problemi, anche perché io ho sempre non mi interessava sinceramente quanta gente mi seguiva, a me interessava portare i risultati che faccio quando vado in sessione, poi boh, quel che viene viene, non mi interessa. Diciamo che mi ero messa in testa il discorso tipo: "Devo raggiungere qui, non credi a queste cose." Del serie: vi sbatto sul muso quali sono i miei risultati per dirvi che queste cose esistono." È così, cosa vuoi fare? Noi siamo esterofoli, eh sì, probabile, non lo so. Boh, non so, boh. Siamo qua. Chi vuole vedere vede, chi non vuole vedere non vede, chi vuole seguire segue, chi non vuole seguire fa anche a meno. A me non è che interessi più di tanto. A me sai cosa interessa tanto? A me interessa portare i risultati che faccio, insomma, io e l'altra persona del gruppo. Ehm, ed è un onore per me, insomma, lavorare con questa persona, ehm, con chi viene con noi, insomma. Adesso mi sto organizzando su se riesco, perché è un po' difficile, adesso col lavoro che arriva staremo via anche 10 ore al giorno a lavorare, quindi sarà difficile sabato e la domenica tra la famiglia, la casa e quant'altro, sarà dura insomma riuscire a star dietro i canali, andare a fare esplorazioni, e quant'altro.
Ma non so, non tante, perché io quando son stata per esempio in Francia non ci amano tanto, come italiani. Ne ho sentito parecchi insulti, ci hanno anche trattato male, ti devo dire. Quella volta che sono andata a fare praticamente non so se hai mai ma penso di sì, il cammino di Santiago di Compostela. Ho fatto, aspetta cos'era? 1 mese quasi. Siam partiti il 5 o 6, di settembre e siamo arrivati a Santiago il 4 di ottobre, il giorno del mio compleanno, il 4 di ottobre, e avevamo conosciuto delle persone fantastiche di tutto il mondo e c'erano degli avvocati che c'hanno offerto la cena perché lo stesso giorno facevo il compleanno io e questo avvocato, che era gente di Genova mi pare, e l'avevano fatta a cavallo loro. Noi invece eravamo a piedi, io e la mia capa di lavoro, l'avevamo fatto insieme io e lei. Ed è stata un'esperienza bellissima. Penso che tornerò a farla perché veramente mi è piaciuta tantissimo. È stancante, molto stancante. E dura perché avevamo male ai piedi, male alle spalle con 'sto zaino sulle spalle, che era la nostra casa, avevamo tutto su 'sto zaino. Avevamo, il sacco a pelo, il cambi, il cibo, di tutto avevamo. La nostra casa io la chiamavo. È stata una bellissima esperienza. Mh. E il bello è che io non conoscendo le lingue riuscivo a parlare con tutti, un po' di qua, un po' di là, aprendevo un po' di inglese di quel poco che sapevo. Dimmi. Oh. Sì, sì, lo so, ma tu calcola che quando sono arrivata in Spagna, io non sono andata in Sud America perché, ti dico la verità, mi piacerebbe tanto andarci. Specialmente il Perù mi attira tantissimo. Il Perù e anche Brasile, mi piacerebbe tanto andare in Brasile. E poi un altro mio sogno, è però un po' più su, è andare nelle riserve americane dei Dakota, delle tribù americane. Io proprio conoscere i veri sciamani, quelli cioè i veri, quelli che han studiato sciamanesimo, insomma ehm, son sciamani anche loro, voglio cioè non quelli che si reputano sciamani, quelli che vengono perché il vero sciamano è quello che viene, elevato a sciamano dalla comunità, non chi fa sciamanesimo. Io sono una che fa sciamanesimo, quindi non sono sciamano. Però mi piacerebbe conoscere uno sciamano di quelli americani, un Dakota o anche un peruano, oppure anche brasiliano, insomma. Lì hanno molto questa cultura, mi piace tantissimo. Ce l'ho nel sangue e mi piace tanto, tanto, tanto. Penso che avrei tanto da imparare, ma proprio tanto. Io mi reputo sempre un ignorante su tutto, infatti ho sempre paura a parlare di quello che sto studiando e mi ingambero, mi blocco perché ho sempre paura di sbagliare. Sì, quelle. Io proprio i Dakota mi piacciono da morire. Ma tutte le tribù mi piacerebbe incontrarle tutte, andare in una riserva, sempre se mi accettano, perché essendo una donna bianca e dopo quello che gli hanno fatto passare, gli americani, quelli che li hanno invasi, non hanno una grande opinione dell'uomo bianco, no, e non hanno tutti i torti, sinceramente, non gli do tutti i torti. E mi piacerebbe proprio andare da queste persone. Mh. Proprio passare magari una settimana da sola assieme a uno sciamano e imparare a assorbire come una spugna tutto quello che ha da insegnarmi. Sì, sì, poverini, sì. Sì, 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 anch'io sto dicendo quello. Li hanno massacrati e tuttora li tengono sotto. Tuttora, almeno per quello che so io, poi le realtà delle cose non le sai veramente. So l'ultima battaglia che hanno fatta, se non sbaglio, era quando c'era Trump per via dell'oleodotto che voleva farglielo passare per forza sotto le riserva, una delle riserve.
E tanto ha fatto che è riuscito. Loro volevano proteggere il loro territorio, invece lui è riuscito a passare, se non sbaglio. Che è veramente uno schifo immane, perché già hanno poco territorio, poi gli devi anche far passare l'oleodotto, fallo passare s dove sono i tuoi, lascia stare loro che ne hanno già subito tanto. E invece niente, sempre più deboli vanno a essere intaccati. No, è un bel popolo. E poi ha una saggezza, peccato che li hanno fatto diventare degli alcolizzati, poveri. E quello fa male, insomma, vedere un popolo ridotto così. Spero non tutto. Questo sono il... Sì, sì, è vero. È vero, è vero, è vero. Il mondo proprio, hai ragione. E tuttora, è tuttora. Hanno quella della conquista del mondo. Ma io seguo tanto Mega Click, che lo adoro perché la pensiamo quasi uguale, lui però, no, quasi uguale, la pensiamo uguale, solo che lui è molto più studioso sulla materia extraterrestri. Quando parla di queste cose qua, non so dove volevo arrivare, cosa c'entrava Omega Click? Sono fuori. Allora, aspetta un attimo. Era non mi ricordo più dove volevo arrivare, Robby. Sono andata, sono stanca. Tu calcola che io stanotte per fare il video famoso di presentazione, non quello degli ED, ma quello del dell'altro canale di Esoteric Whisper of Gaia, siamo stati fino alle 5 della mattina dall'una che era qua, la mia amica. Lei ha continuato, è andata in giro, ha fatto i suoi lavori tutto il giorno, quindi stanotte dormirà come un sasso perché dall'altra notte che non dorme. Io sono riuscita a farmi 2-3 ore di sonno, però sono stanca e distrutta. Sì, è geniale, è un grande, io lo adoro, io lo adoro. Volevo fare degli esperimenti che ha proposto lui con il gruppo ID e penso che li farò e spero di portare dei risultati buoni. Anche per quello eravamo andati ad Ardago, perché lì, come ho detto in alcuni nostri video, ci sono proprio addirittura ci hanno fatto delle basi, sia gli americani che gli italiani, su questa collina che è a pochi chilometri da casa mia, e succedono cose pazzesche. La soddisfazione più grande è che quando siamo andati a fare, noi eravamo andati lì per cercare questi extraterrestri, se li trova, perché si dice che sotto, scusate, mamma mia, sto male, sotto praticamente eh, questa collina c'è anche una base aliena e noi eravamo andati lì per cercare gli alieni, ovviamente, no? Che noi che ce ne fregava di andare a vedere i soldati, proprio non ce ne poteva fregare di meno. Non abbiamo trovato né uno né l'altro, però in una sessione della Spirit Box parlano appunto degli alieni e mi è piaciuta tantissimo questa cosa qua. Mm. E ogni tanto, come mi è piaciuto quando siamo stati al castello di, come si chiamava? Chauronk, mi pare, Charonk, che mi prendono sempre in giro perché lo dico sbagliato, che praticamente ho chiesto se c'erano delle energie, se erano extraterrestri o erano spiriti e l'entità mi ha risposto, loro sono un'altra energia, un altro tipo di energia o qualcosa del genere. Quindi mi ha dato un po' la conferma. Sì, sì, ma infatti è bene che si protegga, perché su queste cose qui ancora ci sono tanti segreti e lui e poi è sempre a caccia di queste cose qua, quindi potrebbe essere pericoloso, penso, secondo me, se si mostrasse. Oltre al fatto che poi hai a che fare con persone che se ti vedono ti possono anche prendere in giro e insomma ti rendono la vita un po' difficile, perché quando incominci a parlare di spiriti, di entità, di extraterrestri e cose del genere, solitamente non hai una vita facile. Quella lì è il matto che crede agli spiriti, quello lì è il matto che crede agli extraterrestri, no? I classici mentali che pensano che è tutto corpo, tutto
tutto fisico, che tutto il resto non esista. Io mi auguro sempre, guarda, ti giuro, che prima di morire, prima che di andare dove sarò chiamata ad andare come tutti, riesca a vedere finalmente un extraterrestre. Ma non solo, mi auguro che lo vedano tutti, perché voglio essere lì quando gli scettici lo vedranno e diranno: "Porca miseria, e io che ho preso 'sta gente qua per diffonderli tutta una vita." Sarebbe una soddisfazione stupenda. Sì, sì, lo so che stai parlando di Omega. E lui penso si deva nascondere, perché anche perché va a cercare, cose che di solito noi, ehm, anche se amiamo la materia, non andiamo ad approfondire, non cerchiamo, quindi va anche in zone penso non tanto lui ha sì, sì, lo so, lui parla di tante cose. Infatti io sono anni che lo seguo. L'ho conosciuto tramite mia figlia. Che lei lo seguiva, ho tanti youtuber io l'ho conosciuti tramite lei, perché lei segue tante tematiche, gli piace tanto. Allora ogni tanto mi fa vedere, mi dice: "Senti guarda qua, guarda là", io prendo e vado, perché mi piace, anche perché abbiamo più o meno gli stessi gusti. Ola! Oh, un'altra delle che mi segue. Aspetta, ma che uso il traduttore. Aspetta, eccoci qua. Ah no, l'ho fatta contraria. Perché me l'ha fatta perché l'ho scritta dalla parte sba sono un po' rimbambita, Sì, decisamente sì. Allora, facciamo così. Ho fatto il contrario, mannaggia. Allora la riscrivo qua. Ola ecco qua, speriamo di averlo scritto bene, perché poi mi vengono anche i sensi di incapacità. Ecco qua, vediamo. È partito? Sì, è partito, perfetto. Aspetta che faccio copia e incolla, con pazienza ragazzi, perché dovete aver pazienza. Allora, vediamo un po'. Ah no, ho sbagliato. Okay, perfetto. Mi è partito il maiuscolo e non è il massimo, eh. Che fatica essere uomini, in questo caso donne. Allora, vediamo un po'. Oh bene, c'ho anche il traduttore simultaneo. Roby ti userò in questo caso. Aspetta che guardo chi è che mi scrive. Eccola, eccola che arriva. Aspetta, Ah. Guarda che siamo non so me aspetta, guarda che non so se mi stai seguendo, ma stiamo parlando male di te, Roby e io, in live. No, tranquilla, scherzo. Mi ha appena scritto, tanto per detto che ti sentiva Roby. È brasiliana? Non lo so, io mi seguono in tanti, ma non riesco a cioè io, di dirti la verità, son talmente tanti che mi dimentico da dove arrivano.
Eh no, aspetta, aspetta. Stai bullizzando tu me? No, ma adesso non voglio disturbarla. Ma quanto scommetti che adesso arriva? Aspetta che la vedi che scrive. Aspetta, che gli scrivo all'uomo lì, alla donna. Eh sì, sì, è un problema di lingua. Aspetta, che scrivo e ti riscrivo, vediamo un po'. Eh sì. Che mi sto anche divertendo. Siamo in pochi, ma tranquilli, con calma. Ah no, ma te l'ho scritto in italiano, ma sono proprio stupidina. Dani, rispondigli se sei in linea. Ti sta scrivendo. Aspetta, vediamo un po' se sto traduttore. Allora. Forse stavolta ce l'abbiamo fatta, È arrivata, eccola lì, è arrivata. Ciao socia. Amore, non son partita così, non perché dovevo far partire anche Cica, allora ho detto: "Aspetta che approfitto, butto dentro anche lei", così tutti e 3 i canali hanno fatto la live e abbiamo fatto l'unplaying. E guarda, bella, sai come si dice dalle mie parti, no, so anche le tue. Bella, bella come il della padella. Grazie cara. Guarda che c'è Roby che parla male di te, eh. Eh, ho imparato a far la faccia da tolla, come vedi, che è molto difficile per me, come per te poi del resto. Dobbiamo ancora abituarci. Ciao a tutti, pensa che ho un italiano e due spagnoli che mi seguono e devo usare il traduttore per scrivere. Dagli una lezione a Roby. Digli lascia stare quando parlano male, lascia pure che parlino. Io ho le spalle grosse, eh sì. A noi non ce ne frega niente, che dicano quello che vogliono. Noi siamo così, o ci prendono così, o non ci o ci odiano e non ce ne frega niente comunque. Ciao cara, un bacione. Esatto, non se ne può fregar di meno. Si vede che son stanca però, io mi vedo la faccia mi hai tenuta le ore tarde, fino alle 5 di mattina, mannaggia. Però abbiamo fatto un bel lavoro, son contenta. Sì, sì. Ciao, ora amico mi capisci? Sì, sì. Ti capisco, sì. Immagino. Aspetta che gli rispondo. Ma non so se stai parlando con te, Robby, o con me? Perché non ho capito. No, io 2, 3 ore me le son fatte di sonno, perché se no ero morta, non ne potevo più. Ero veramente distrutta. No, sai che io se non dormo non so come te che ti ricarichi non dormendo, io mi scarico di brutto, ho bisogno di dormire. Divento veramente ah. Okay, italiano, italiano. Aspetta, che gli scrivo in spagnolo sperando di scrivere. Sì, sì, è italiano. Vedi che brava, son diventata internazionale Daniela. Io buono, chi l'avrebbe mai detto? Hai visto quanta gente mi viene dall'America Latina, dalla Spagna, dal Portogallo, dal Brasil. Mamma mia, sono diventata internazionale.
Ala, vai. Speriamo di averlo scritto giusto e vai, via. Oh, scusa. Okay, parlerò più piano. Da dove vieni? Da dove digiti? Come si dice? Ojitas? Scusa se non lo pronuncio bene, ma non so. Me l'ha appena detto Roby. Mi ha detto: "Oggi ti va bene che non c'è lei che ti sovrasta." E io ho detto: "Guarda, meglio così perché così se deve dire cavolate le dice lei, non le dico io." Vedi mo, a qualcosa mi servi. Scrivo già italiano, portoghese, arabo, cinese, giapponese. Bravo! O brava. Maschio o femmina? Scusa perché non capisco non mi ricordo più. Ah, ecco. Sei bravissimo che parli tutte queste lingue. Io no, parlo solo italiano, capisco un pochino lo spagnolo. Poco, pochito spagnolo. E sono stata in Spagna un mese per la per la cosa ho fatto Daniela, non mi ricordo più, l'ho appena detto tra l'altro. Ehm, oh signo il Cammino di Santiago de Compostela. Un mese di cammino. Il cammino, sì, il Cammino di Compostela, di Santiago. Un mese, insieme a un'amica. Bravissimo, bravo, brava. Ojitas. Penso femmina sei, no? È stato un viaggio bellissimo, ho conosciuto tanta gente. Brava, eh sì, tu sei specialista col traduttore. Ma devo parlare piano, altrimenti Ojitas non mi sente. Cosa no? Dimmi cosa no. Ojitas. No, no, ha parlato fino adesso Roby, ma si vede che ha da fare, non so. Sono un uomo. Ah, okay, Ojitas. Okay, scusami sai, ma siete in tanti e non capisco. Piacere Ojitas. Io sono donna. Da 43 minuti ho iniziato. Sì, sì, lo so, me l'ha scritto che è un uomo, ma io non conosco i nomi, spagnoli, quindi faccio fatica a capire. Ho riconosciuto il nome del canale, però non mi veniva in mente chi poteva essere, se maschio o femmina o chi era. Penso sia sei il cuoco, vero? Tu sei quello che fa venire quei piatti buonissimi che mi fa venire una fame. Forse comincio a ricordarmi chi sei. Ehm, Messico, sì, tanta benedizione anche a te. Hola, ciao. Buonanotte. Sì, sì, fagli le domande tu oggi. Oggi Daniela sei tu quella che fa le domande, Roby deve rispondere e io ascolto. Dai, fagli le domande. Di solito è lui che fa le domande a noi, oggi fai tu le domande a lui. Anzi, adesso ne penso qualcuna anch'io. Roby, adesso, guarda, ne ho una in canna adesso. Roby,
Allora, hai mai fatto viaggi astrali? Se sì, raccontacelo. Ma no, che vuoi parlare del compianto Senna? Ti ho appena fatto una domanda. Così non lo metti in difficoltà, lo aiuti se lo fai parlare di Senna. No, non ne hai mai fatti. Va bene. Allora vediamo un po'. Lo so che tu sì. Io l'ho chiesto a lui, te lo so che tu li hai fatti. Eh, li abbiamo fatti tutti e 2, lo so perfettamente. Ti piacerebbe, Robby, fare un viaggio astrale? Mi hanno consigliato di fare quella. Robby no? Sì, ho fatto viaggi astrali, certamente sono bugiardo. Ma adesso sei bugiardo perché hai detto di sì o perché hai detto di no? Viaggia in bicicletta? Ma magari, fa bene alla salute. Oh, guarda che c'è un altro canale dei cuochi che sta postando. Vedi, mi fanno venire da fame, che oggi è il mio giorno di digiuno e mi fanno venir fame. Ho lo stomaco che brontola, si sente, eh. Sta dicendo fammi mangiare, fammi mangiare, fammi mangiare, fammi bere, va che così riempio un po' lo stomaco. Comunque, domani, perché oggi non ho voglia. Beh, se sei qua, se di ritorno sì. Dicono che son pericolosi, che a volte non ritorni. Dove sei stato di bello nei viaggi astrali? Raccontaci. Cosa hai fatto? Dove sei stato? Chi hai visto? Oggi faccio l'inquisitore. Ciao Radio Papizza, che sta postando anche Radio Papizza che fa bella musica. A proposito di musica, devo contattare. Certo. Ma alcuni dicono di sì. Io guarda, ti dico, io son sempre agli antipodi di quello che dicono gli altri. Per me non sono pericolosi. Poi adesso verrà fuori la mia amica che dirà invece che sono pericolosi. Per me no, perché tu comunque sei collegato a te stesso, in ogni caso. E se sei un'anima forte, nessuno può prenderti il corpo e ritorni sempre. No, 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 non sono pericolosi, Robby, non son pericolosi. Son più pericolose altre cose. Sì, quello sì. Bisogna essere beh, ovvio perché tu non sai che tipo di ma quando sei uno che viaggia sempre, lo fai in modo spontaneo, hai già le tue difese. Vuol dire che qualcuno hai che ti aiuta ad andare e venire. Devi sempre avere gli spiriti alleati. Cosa? Bisogna usare precauzioni. Le conosci? Quali sono? Con chi ce l'hai? Con me o con lui? Con lui penso, perché io li so. Aspettiamo che risponde. Quali sono le precauzioni? Qualcuno lo sa? Tiri su una mano. Con te vecchia babbiona. Ah, ce l'hai con me? No, no, ce l'aveva con me. E devo dirlo io? Il famoso filo che ti collega. Di solito è quello. Sì, lo so che è quello. Che vuoi mica pensavi che fossi impreparata? Con chi pensi che ce l'hai? Con chi pensi che stai a parlà?
È il famoso filo che ti collega, il filo rosso come lo chiamo io, poi ognuno se lo fa di colore, no, io veramente l'ho visto, quando c'è stato quel periodo che viaggiavo spesso, ed ero collegata praticamente con un filo dorato, legato a una caviglia, e arrivavo fino fuori dall'atmosfera, terrestre, sopra le nuvole, oltre, molto oltre, dove già si inizia a essere leggeri. E lì avevo una casa. Per mesi ho abitato lassù, insieme a un extraterrestre. Avevo circa 16 anni, credo. Quindi tanto, 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 tanto tempo fa. Ho avuto anche questa esperienza. Quanti anni è? Non facciamo conti. Non te lo chiedo perché tu sei veloce a fare i conti. Sta zitta e non parlare. Tu già dici quelli della tua età, della nostra età, pensa alla tua e lascia stare la mia. Tu Roby viaggi col filo o senza filo? Va bene, allora lasciamo stare. Chiudiamo. Ora non lo so, ora è un po' cambiato, ti devo dire la verità. Adesso, almeno ultimamente, quando, metto giù la testa sul cuscino, a volte capita che prima di prender sonno parto, e il bello è che prima facevo tanta fatica a visualizzare, ultimamente mi sembra proprio di vivere le cose come adesso, come se fossi risveglia. Quindi per esempio mi vedo viaggiare sulle strade, vedo gli alberi, proprio come se fossi in strada sul serio, come in questo momento avessi preso l'auto e stessi andando da qualche parte. È bello, mi piace di più così sinceramente. Prima facevo molto fatica a vedere, adesso mi sembra proprio di essere fisicamente, anche se non sono fisicamente perché sono nel mio letto, mi vedo andare dove devo andare. Ma sicuramente. E ora vado dove vado? Vado di solito io sono una ribelle, vado dove voglio, dove il mio spirito vuole andare. Io di solito non prevedo dove andare, a meno che non devo fare un viaggio sciamanico, tipo un accompagnamento, di accompagnamento delle anime. Sì, beh, in effetti. Beh, dipende cosa vai a fare. Di solito io, quando li facevo meno chiari, mi vedevo volare sulle foreste, ma a me sempre sulle montagne sono andata. Ah beh, sicuramente è difficile. E che con questo non so se si può fare collegamento, perché mentre con StreamYard, come si chiama lì, si può fare che puoi invitare qualcun altro, qua non so se si può. Non credo si possa, vero? Tu che le fai sempre, Roby, si può fare doppio, si può invitare qualcuno e fare doppio schermo come con l'altro programma. Non è questione che ne hai bisogno perché sei materialista. Ehm, Penso che tutti quanti noi lo facciamo, penso, solo che quasi nessuno se lo ricorda. È proprio un'esigenza, penso, della nostra anima, quella di viaggiare. Ecco, sapevo io che c'era la fregatura su questo modo qua. Su StreamYard, infatti, sì, si può fare anche 4 schermi, 5 schermi, non mi ricordo. È più comodo perché c'è più come si dice, puoi dibattere di più, puoi parlare con più persone in contemporanea. È più facile a parole che non appunto sbattere i tasti, le dita sui tasti.
Aspettate, mal di schiena, non so più come mettermi. Peccato però, potrebbero migliorare YouTube da quel punto di vista lì. Solo una persona è un po' noioso, secondo me. Sì, sì, ho capito, ho capito. Non è molto comodo YouTube da quel punto di vista lì. È che io quell'applicazione lì, quel programma lì, non so come chiamarlo, non lo so usare bene, ce l'ho, l'ho scaricato, so come andare nelle live degli altri, però non so come invitare gli altri nelle mie. Ah, ecco. Non vuoi il contraddittorio, dillo, confessa, di la verità. Ah, non, adesso che mi fai pensare, non ti è piaciuta la mia intro, con tutta la fatica che ho fatto per fare quella intro lì? Mm, non ho capito cosa vuoi dire. Sono solitario ma non sento solo. Ma non ti senti solo, forse volevi dire. Eh beh, ti piace fare, com'è che si chiamano quelli che hanno le frecce tricolori, no? Che fanno tutto quanto che fanno tutti insieme in formazione, e poi c'è il solitario. E il solitario è quello che gioca meglio, no? A me piacciono da morire. Ma sai, più grintosa, però per quello che faccio io, quello lì secondo me va bene, perché alla fine noi non andiamo a ballare, lì è una cosa che ha a che fare con l'entità, quindi è una cosa più... Non potevo mettere, non ci voleva una cosa grintosa, ci voleva una cosa che poteva portare alla suspense, alla... no? Sì, lo so, era una mia battuta la mia. Subito te la prendi. Lo so che te il contraddittorio piace. Ti piace tanto. Da quando ti seguo che l'ho capito. Ciao, Eliu. Eliu? Eliu? Boh, non so, non so usare, non so l'accento. Dove va? Aspetta che te lo scrivo. Ah, adesso lo mettiamo. Tac. Lo so, lo so. Lo so, ti vedo spesso da Miss Atena. Mi piace da quando Miss Atena ha iniziato a fare karaoke. La seguo sempre. Poi fa sempre canzoni che mi piacciono. È migliorata tanto, mi piace proprio l'impegno che ci mette. Mi piace tanto. Mi piace questa cosa qui che la gente si butta e va alla grande. Magari un giorno mi metto a cantare anch'io, così vi ammazzo tutte le orecchie, chiudete tutti i canali, prendete paura, sono di uno stonato allucinante. E mi piace la gente che si mette in gioco. Grande Atena. Ragazzi, mi sta venendo un mal di testa boia. No, ma è brava perché poi si butta. A me piace la gente che proprio è sicura di sé, dice come va, va, vado alla grande. È bello, mi piace. Sì, l'ho visto cantare, poi quando fa quelle cose con le mani, che figo che è, mi fa morire. Dopo devi farmelo vedere, fai una live solo per far, o un video per far vedere quella roba lì, quando muovi le mani, che vuoi fare, come si dice? Vuoi fare Michael Jackson, no? Mi pare, se non ho capito male, mi fa morire.
Sì, Miss Atena è una grande donna, sì, sì, è una molto convinta, a me piacciono le convinte. Le indecise, forse perché sono indecisa io, non mi piacciono. Diciamo che son più decisa di una volta. Una volta ero su certe cose son tosta, però su altre sono indecisa. Ah, si chiama così? Non lo sapevo. Moonwalker? Se ce l'ho detto bene. Non sono indecisa. E cosa sono? A te sembra che non sono indecisa, perché io sono una che si butta avanti per non cadere indietro, ma tu non sai che decisioni c'ho io. Però ti devo dire che, non pensavo di riuscire a sostenere una live da sola, eh. Cioè avevo te come spalla, mi andava più che bene. Poi anche quando andavo su quelle degli altri canali che mi invitavano, diciamo, mi sentivo veramente molto molto a disagio. Mi sto accorgendo che invece, mi sto svegliando da quel punto di vista lì. Magari ci ho pure preso gusto. Va che ti conosco. Infatti, l'avevi messo sulle lo facevi sulle canzoni di Michael, mi ricordo quando ti vedevo le live. E lì venivo a metterti mi piace, perché anche lì mi piace quando ti metti a fare tutte quelle cose lì, io non son capace, non so come fai, tutta una roba strana con le mani. Sei bravissimo. Oh, sei anche bravo a cantare però. Dai che vogliamo sentire, fai un video mentre fai karaoke. Ci son tanti che lo fanno. Sarebbe bello sentirti cantare. Magari fai un duetto con Atena. Mh. È che con questo non si può fare. Dovreste usare StreamYard. Guarda, se anche noi dovremmo farlo. Ma io son stonata. Li faccio scappare tutti, faccio chiudere tutti i canali. Fallisce, YouTube se mi metto a cantare io. Però mi hanno consigliato di fare quella delle domande, di fare 10 domande, di chiedere a chi ci segue di farci 10 domande a cui dopo noi dobbiamo rispondere e fare un video con quello lì. Non so come si chiama. Ma no, perché ti rovina tutto, Atena? Io sono un professionista, su, su, sii umile. Facciamo le comiche. Ecco, quello sì, sicuramente. Faremo ridere tutta YouTube. Paganini non ripete. Mi vengono le lacrime, mi state facendo venire da ridere. Però è bello dai, mi sarebbe bello, mi piacerebbe vedervi insieme cantare. Sei un professionista? Sei iscritto alla CE, come si chiama quel no CE, alla come si chiama quello che si paga anche per quando hai le tu che lo pagavi, Daniela? Non mi ricordo più. Ti emozioni, no, mi vien da ridere pensando alle cavolate che dico. Quelle che sto sparando, allora mi viene la lacrimuccia da ridere. No, per il momento non sono emozionata. Mi sono emozionata prima perché ho parlato di non so di che cosa che mi ha emozionato, però siccome sai che io ho poca memoria mi son già dimenticato. A parte gli scherzi, molto bravo Massimo Ferroli, vi invito a iscrivervi. Ma sì, aspetta che mi scrivo il nome, come me l'hai scritto tu, si scrive, cioè il canale è scritto Ferroli, aspetta che prendo il mio block notes degli appunti e me lo scrivo. Massimo Ferroli, ok, andrò a cercarlo. Eccoci, e lo cercherò, così assentiamo anche lui. Ah sì, la SIAE, brava. Ma è quello friulano che dicevi?
Quello del Friuli, cos'è, di Udine avevi detto? Ieri, no? Mi pare che ne abbiamo parlato, se non sbaglio. La Celentano lo amiamo tutti, quasi tutti gli italiani amano Celentano. Aspetta, va che mi si è intorgolato tutto qua, guarda. Parlare friulano è torgolato, torgolato. Sì, il friulano non è di Udine. No, e se è di Udine è friulano, fino a prova contraria. Sì, ma anche un gran cantante era. Ah, non ricordi la città, ok. Mi pareva di aver capito che era di Udine. Mi sbaglierò, ma comunque lo cerchiamo dopo magari su YouTube e con quel nome lì, no? Mi si è torgolato tutto lì. Perché? Perché fai così? Ma guarda tu, a forza di ticchignare, no? L'ho tutta... Avevo detto vicino a Udine. Ah, ok, io ho sentito Udine, vicino non me lo ricordavo più, probabilmente mi è sfuggito. Dove? Dove, Dani? Non ho capito. Favella, spiegati, non ho capito di cosa parli, Dani. Io Pirillo. Ah, quando si a Torciglia, ok. Ma guarda un po', ci sono sempre presente qua. Ti sei dimenticata? Mamma mia, non riesco più a scioglierlo, non so più come si è messo, ti giuro non riesco. Boh, rimane qua, rimane così. Sì, ho capito, quando si attorciglia è perché ci sono presenze, ma lo so, ce ne sono, le hai viste anche tu l'altra sera che eri qua, sono sempre qua. Ah, a proposito di presenze, ho deciso che il prossimo video faccio quello lì che dicevi. Sì, mi tocca perché è nervoso tenerlo così tutto storto, mi dà fastidio, sto cercando di metterlo a posto, non ci riesco. E ho deciso appunto di fare quel video lì che dicevi anche tu, che mi hai dato tu il materiale. Sarà la prima volta che faccio pubblico la casa di un'altra persona. Non si vedrà la casa, chiaramente si vedranno solo quelle cose che già si sono viste lì nel nostro canale. E mentre posso dirlo? Posso... E quindi? E metterò anche la foto, quella famosa foto. È allucinante, sì, sì. No, 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 Roby. Diciamo che in questi giorni, siccome, ma sì, la raccontiamo, dai. In questi giorni, siccome stavamo lavorando tanto sui canali, sulle sigle di introduzione, no? Quelle che chiamano le intro, quelli più giovani, e praticamente ho dato l'incarico alla mia socia di riprendere quello che si sarebbe messo dentro nel video. E mentre lei stava facendo queste cose ha registrato dei suoni e delle voci che io prenderò, ce li ho dentro in memoria e li metterò dentro il programmino bello per ampliare i risultati e poi ne farò un video che butterò in ID. E li butterò anche, sì, l'altarino sciamanico, infatti, per fare l'altarino sciamanico
mentre stava riprendendo l'altarino ha registrato alcuni suoni e delle voci. E quindi faremo un video che secondo me Dani, sarebbe bello farlo, in tandem, nel senso le metteremo nel mio, in ED, e lo metteremo anche in Esoteric, perché alla fine, è allacciata la cosa. Faremo un doppio video da mettere, cioè lo stesso lo metteremo di qua e di là. Perché è giusto, qua no, su Cica non c'entra niente con l'entità, non ce ne può fregare di meno, qua si mettono solo paesaggi, mare, colline, chiese, tutto quello che è bellezza del Friuli o dell'Italia, cioè dove andremo a fare le nostre i nostri giri. Sì, sì. Beh, mi par giusto insomma. Anche perché se ci sono riscontri, sarebbe la prima volta che metto in rete la casa di qualcuno. Ho sempre detto che le case degli altri non le voglio pubblicare perché mi pareva una cosa. Il quadro è già passato? In che senso? Quale quadro? Ah sì, quello là, sì. Sì, sì, quello che era dentro la sigla, sì, sì, nell'intro, sì. Sì, 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 beh, ma penso che non dubito che non lo capiranno. No, non si vede la casa e si vede solo dei pezzetti insomma, ma come si dice, il quadro, siccome è nell'intro ed è molto veloce, a meno che non fermi l'introduzione alla fine dove c'è, quasi alla fine, non ti rendi conto di cos'è. Io invece farò proprio la foto, cercherò di ingrandirla, la passerò con i filtri in modo che forse col filtro lo vediamo anche meglio. Metterò tutti i filtri che ho nel programma per mettere meglio l'entità. Mm. Tu calcola, come ti ho detto ieri, che io per avere quel risultato là di solito devo usare fumo, come ho fatto appunto nei video, ispiratomi Marco, da Marco, Lord Maniero, non ricordo mai come si chiama, io non mi ricordo mai niente, sono un po' con la memoria proprio che va. E invece a te ti sono venute così, mentre stavi facendo le foto, mentre stavi riprendendo, sono arrivati e si vedono benissimo dentro quel quadro lì che riflette. La metafonia, esatto. No, quella lì non è metafonia, è metavisione. Metafonia è quella coi suoni. Ma io guarda, siccome ho paura che a breve ci metteranno di nuovo il lockdown, e guarda, ce l'ho proprio, c'ho una sensazione, poi sbaglierò, ma sto cercando di andare a fare più sessioni possibili, perché poi almeno ce le ho a casa e se mi chiudono dentro farò quello che devo fare. Poi ho comunque, ho anche programmato con la mia socia che faremo anche altra metovisione insieme, perché è un'esperienza che mi è piaciuta tanto. Questa volta però siccome abbiamo visto che abbiamo, diciamo, unito un po' la mia energia con quella di Marco, che sono sciamaniche entrambe, però hanno delle basi un po' diverse, cioè parecchio diverse. Quindi oltre agli animali che sono venuti fuori, tipo gli animali di potere, la mia tigre, la mia aquila, poi sono venuti fuori anche altri animali che non so se erano suoi o miei. Lui dice, addirittura un gufo, c'era una civetta che lui dice che è un animale che sente molto vicino a lui, però sono venuti fuori anche tante altre, infatti, per quello devo approfittare il più possibile di andare a fare registrazioni, in modo che se mi chiudono a casa ho materiale finché non sbloccano tutto verso primavera, perché sono convinta che faranno la stessa menata anche sto anno. E quindi cercherò insomma di tirarmi un po' avanti. Quello che non posso fare fuori cercherò di fare in casa
e quindi magari faremo delle cose di metavisione, ehm, sia di metavisione che di sia col fumo, con cui mi trovo molto bene, che con altre materiali. Dimmi. Probabilmente anche prima, sì, si sa. No, io spererei di no, perché altrimenti non mi dà il tempo di fare quello che devo fare. Adesso vediamo, vorrei per esempio andare, nelle trincee. Avrei diverse idee dove andare sinceramente. Trincee, poi ci sono altri paesini un po' abbandonati, che sono la mia specialità. A me piacciono le cose abbandonate più che le case abitate. Ho una certa remora a registro, nelle case abitate per amor di Dio, però di solito son cose che tengo private per le persone con cui lo faccio. Non mi piace pubblicare le cose private delle persone. La vita privata di una persona deve rimanere privata, secondo me. Poi vedremo insomma, poi magari un giorno cambierò idea, come per esempio per i cimiteri, molti vanno nei cimiteri. Secondo me, invece un cimitero è un posto sacro, è un posto che deve rimanere sacro, perché lì c'è il tuo eterno riposo. Poi uno può dire: "Vabbè, tu però vai nel castello dove abitavano, vai a rompergli le scatole lì." Secondo me non è la stessa cosa. Sì, si può fare anche così, perché tu puoi farlo da lì il trattamento, intanto che fai il le io uso il fumo qui e vediamo quello che succede. Sappiamo che comunque che il collegamento a distanza si può fare, quindi è una cosa che si può fare benissimo. E sarebbe anche una cosa molto una cosa diversa che non si vedono in giro, come quella che ho fatto con Marco. Fino adesso io non ho mai visto nessuno fare esperimenti come abbiamo fatto noi. Mhmm, allora cosa ha scritto lì? Io eh beh, fai anche bene. Fai bene se vai, approfitta prima che magari chiudono. Poi tanto per tornare ti fanno tornare, dovrai farti 15 giorni di quarantena, che te frega. Te la fai, intanto ti sei fatto i fatti tuoi. E se parte a dicembre mi sa di sì, secondo me avranno chiuso. Può essere anche di no, però io non so perché mi sento che ma non puoi farlo non lo puoi fare in live, Daniela, non si può. Perché queste cose qui, i risultati li devi io per vedere i risultati nella metavisione ho dovuto fare fotogramma per fotogramma, cioè son stata ore, 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 ore lì. Quindi non è così, cioè non è che ti viene così. È impossibile farla in live, o meno che non lo fai in live, quindi poi fai vedere la live per fargli vedere per avere un riscontro di più alla gente, per dire che non hai usato trucchi, quindi fai vedere quello che fai al momento, dopodiché però quel video lo devi scaricare e controllartelo fotogramma per fotogramma e poi far vedere quello che è il risultato. Ah, salutameli allora. Ah, finita la scuola? Eh sì, quando sono in vacanze. Sì, ma non riesco a capire più perché qua uno aspetta, non riesco a capire cosa stai dicendo. Allora, cosa fai a capire? Chi parla di allora, lui parla della scuola, okay. Sì, 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 mi ricordo che avevi detto. È che mentre leggo uno, leggo l'altro e non capisco più niente poi. A un certo punto pensavo che i figli stava parlando Daniela dei figli che doveva andare via, pensa te. Non capivo più niente. No, il video va fatto insieme sicuramente Daniela, non è che lo posso far da sola. Però dicevo anche fatto da lontano, nel senso, pensavo intendessi che tu da casa tua mettevi in bolla e facevi e mentre io provavo a fare i fumi qua, a vedere la differenza e se c'erano riscontri in questo caso. E sarebbe un esperimento da fare anche questo molto interessante.
Tutto esperimento è interessante, perché ti fa capire dove sono i limiti e cosa si può fare e cosa non si può fare. Per quello a me piace tanto sperimentare e non mi fermo alle solite cavolate. No, c'è il limite dello scrivere adesso, non può sovrastarmi, come dici tu. È proprio anche nel fare a distanza, perché sarebbe qualcosa di interessante. Comunque, metteremo in campo un po' di cose, e quelle cose lì non anche se magari per alcuni può sembrare noioso, lo metteremo, in tutti e 2 i canali, perché facendolo insieme è giusto che sia così. Mhmm Ma sai si potrebbe fare, Daniela, pensandoci, una sessione doppia, nel senso, si potrebbe fare, stando insieme nella stessa stanza, perché quella sicuramente si può fare, e si potrebbe fare anche alla lontana per vedere se il risultato non varia. Mh, pensandoci sì. E si potrebbe fare sia col fumo che con l'acqua. Eh. Adesso l'ho capi dai, è difficile anche starvi dietro però, perché va su, va su, va su, va su, parlate in 2 e pensa quando siete in tanti. Prove di trasmissione, esatto, proprio quello. Cioè proprio bello fare diversi tipi di esperimenti, sia da lontano che da vicino. Poi per esempio sarebbe beh adesso sveliamo tutti i nostri segreti, così adesso tutti i gruppi vanno a far la stessa cosa. Si potrebbe anche fare se troviamo una vittima, una che si o uno che si presta, mentre si fa una sessione di Reiki, e io vicino magari, faccio la metavisione e vedere se influenza e usare magari il rivelatore di campo magnetico per vedere se arrivano anche sì, appunto, sto zitta. Okay. No, mi stanno venendo così adesso, una dietro l'altra. Tu registra, scrivi che faremo in questi giorni, così partiamo subito. Ci vediamo e facciamo. Mettiamo tutto in memoria, così quest'inverno se ci mettono di nuovo in prigione, facciamo. Troviamo Roby? Ma è un po' lontano da noi, non possiamo utilizzarlo come cavia. Perché da lontano si può anche fare, ma in presenza è un po' difficile. Tu ti presteresti, Roby? È lì con te tua moglie? Salutala. Deve essere carinissima. Sarebbe interessante fare proprio una cosa così. Mentre tu fai, io faccio. Ecco. Ciao. Alla moglie di Rob, che non mi ricordo più, scusami, ma io coi nomi finché non prendo confidenza non mi anche personalmente faccio una fatica a ricordare i nomi. Poi parto e non me li dimentico più, però mamma mia, penso sia anche l'età, eh. Sì, sì, immagino. Gladys, okay, che è un bellissimo nome peraltro.
certamente. Okay, io direi di chiudere, cosa dite? O volete ancora parlare, come volete voi. Io veramente devo dirvi la verità, son già le 11:20, vorrei anche andare a dormire, che devo andare in recupero, che domani mattina mi devo alzare presto e inizio a lavorare il famoso video che vi lancerò lunedì alle 18:30, nel mio orario quando lancio i miei video su ED. La casa infestata. Wow. Ma tu dormi tranquilla stanotte? Adesso mi manda a quel paese. Aspetto la risposta. Non parla più. È scappata. Bello. Cosa è bello? Eh sì, e chi? Ho detto: "Tu dormi stanotte tranquilla." Non posso dargli delle parlare al femminile con Roby, è masculo. Sua moglie dormirà tranquilla, è una vita che dorme con lui. Ormai si è abituata. Ah, okay. Poi ognuno c'ha le sue preferenze. Io per esempio adesso con la scusa che devo portare avanti 'sti 3 canali, son sempre qua su YouTube e vado pochissimo su Facebook. A parte che ormai ho delegato Daniela su Esoteric Whisper perché altrimenti diventerei pazza. Lo so che c'è un ritardo, lo diceva Isotta ieri. Mh. Devo ancora andare a vedere su Instagram se mi ha scritto. Ah, miseria, che figura. Dico: "Scrivetemi su Instagram" e poi non vado a vedere. Non sempre sai, perché a me mi arriva gente che non è poi tanto vera. Lascia stare, dipende. Roby, ogni mondo è paese. Trovi vero e non vero dappertutto. Sai quanti fake ci sono anche lì? Ho anche singhiozzo adesso, benissimo. Mh. Ops, vediamo un po'. Vediamo un po', e come mai ti hanno buttato su YouTube? Ma guarda, io ho l'idea ma no dai. Io ti ho già detto, tu devi prendere le cose scialle, come dicono i giovani d'adesso, con molta leggerezza. Fregatene di quello che dicono gli altri. Impara a fregartene. Cosa stavo dicendo? Io penso che tutto il mondo è paese, dove vai trovi di tutto e di più. Per il calcio la Juve, viva Juve! Eh sì, è la Juve, anche se non la seguo più. Il cuore è rimasto lì. Boh ragazzi, io veramente adesso
Aspetto quanti mi ah no, se già boh, aspettiamo ancora 5 minuti, poi chiudo perché son veramente cotta. Ho bisogno proprio di stendermi, non ne posso più. Però è sempre un piacere parlare con voi, ve lo devo dire. È decisamente meglio parlare così che non battere i tasti sulla tastiera o sul cellulare. Mi piace sta cosa. Me gusta, me gusta la mangusta. Voi fate fatica a battere sui tasti e io parlo e leggo. Ho anche trovato la posizione giusta per non mettere la testa lì ogni volta per leggere, anche se a volte mi agito sulla sedia perché ho mal di schiena. Come direbbe la mia amica Daniela, è l'età. Abbiate pazienza. No, non hai perso niente. Cosa hai perso? Il calcio è violenza da diversi anni, Roby, purtroppo. Oh, parla per te. Non hai perso nessun programma. Perso i programmi cosa sono? I programmi di Cica sono che continuerò a postare, a buttare dentro YouTube paesaggi, paesi, città, mare, montagna, collina. Terrà fuori il paranormale, visto che comunque bene o male ne parliamo anche sul nostro canale, Esoteric Whisper of Gaia e su Eddie. E questo sarà un po' un canale neutro alla fine, dove parla solamente della nostra regione o delle regioni dove andrò, togliendo praticamente le parti esoteriche, o di entità, insomma quello che è. Quello ne parleremo nel mio e qualche cosa nel nostro, anche se nel nostro è un po' diverso, insomma. Devo continuare? Esoteric Whisper of Gaia! Aspetta, no, poi come fanno? Iscrivetevi! No, mi piace perché avevo visto un video, non mi ricordo, ma penso sia un'americana, che mi fa morire. Mettete un like, iscrivetevi e poi dice un'altra cosa, non mi ricordo più. Mi fa morire, ma poi ha un modo di fare simpaticissimo e a volte per ridere la imito, ma lei però ha i capelli più lunghi e lo fa meglio, insomma. Poi è anche una gnocca che non finisce più, io qua sono quello che sono. È troppo bella. Okay, dai ragazzi chiudo, così vi lascio andare a dormire, vado a dormire anch'io. Sì, 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 tanti. Ma poi c'è proprio la simpatia che ci mette e poi c'è 'sto sguardo che a volte sembra assassino e mi fa morire perché la vedi proprio, no, poi fai le passeggiate su e giù, è troppo figa, troppo bella. Ho detto una parola che magari mi censurano. Dalle nostre parti si dice così. È una grande quella donna lì, non mi ricordo neanche come si chiama. C'era scritto bello in grande dietro, ma in questo momento non mi sovviene. È veramente grandissima. E c'è suo marito che gli fa le riprese e poi ha una voce, l'ho sentita cantare, canta lirico, ma è bravissima. Secondo me quando era qua fa la cantante lirica, perché veramente ha una voce che è la fine del mondo, veramente. Okay ragazzi, io stavolta veramente vi saluto, vi do la buonanotte, chi c'è, chi non c'è. C'è qualcuno che ci sta ascoltando però ed è occultato, perché io vedo 3 che ascoltano lì, eh. Non sono in tanti, ma siete tu, lei mio zio diceva che le donne sono tutte belle. Oh, perché tu chiami gnocche? Non amo le donne finte. Ma no, secondo me è tanto perché
il deve esserci il fascino di una persona. È quello poi che perché uno può essere bello, belloccio e magari non ti ispira quel fascino, quel sex appeal, e poi c'è magari quella che magari, boh, brutta, brutta, proprio rospa, rospa, e magari ti può ispirare. Poi è una questione che quello che piace a me non piace a te, nel senso che poi ognuno di noi fortunatamente è diverso dall'altro e ha i suoi gusti. Per cui, per esempio, non so, quello che piace alla mia amica Daniela a me non piace e viceversa, che è anche bene così, così non andiamo a litigare sugli uomini. A parte che lei è già accompagnata, adesso non ci si può più litigare, però okay. Vabbè, è la terza volta che dico che vado e non vado. Sto troppo bene, però ho sonno. Boh, dai, chiudo, stavolta chiudo. Vi lascio. Vi saluto. Domani faccio un'altra live per dire 4 cavolate, per spaccare la mia schiena sulla sedia. Meglio una che sia più simpatica, eh sì. Okay cara, un abbraccio, vado via anch'io adesso. Bacione, salutami il tuo compagno. Non dico il nome perché non so se vuole essere nominato. Penso che tutti si accorgono, Roby, quando uno è finto e quando non è finto, che sia uomo o donna, ti può fregare per poco, poi bene o male li becchi. Poi gli atteggiamenti si vedono, c'è poco da fare, c'è poco da dire. Meglio essere genuini, farti le tue cavolate, fare i tuoi errori, sapendo che comunque sei umano e l'errore ci sta, lo puoi fare. Ehm E lo accetti tu e lo devono accettare gli altri perché c'è poco da fare, perché come sbaglio io sbagli pure tu, perché quello poi alla fine è il succo, non siamo perfetti, nessuno lo è. Okay, okay. Bon, ragazzi vi saluto veramente. Ma cosa vuoi? Su quelle cose lì uno non dovrebbe metter becco, perché se uno lascia una persona un motivo c'è. Se non c'era motivo stavano ancora insieme. Stavi ancora insieme, per cui quello è. Eliu, aspetta che ti scrivo la buonanotte, dai che chiudo. Era Eliu quello che era, che era lì, caro lui. Allora, buonanotte a tutti. Chiudo e vado a dormire, così salutiamo anche Eliu. Che carino, mi ha seguito tutto quanto alla live, che caro. Eccoci qua. Ma gliel'ho scritta in italiano, ma vedi che sono sono imbambita. Madonna, ma perché faccio 'ste cose? Ma perché? Ditemi perché, ditemi perché. Adesso mi tocca allora dai, facciamo così, copia, incolla, perché ne ho 2, una per la traduzione in italiano e poi mi sbaglio e vado su quella. Ma perché faccio queste cose? Ditemi perché faccio queste cose. Sarà il sonno? Chi lo sa. Lasciamo la suspense. Ehm, okay, appunto, hai aperto un portone, hai visto, hai trovato una donna che bella, brava, t'ha dato 2 figli, con cui stai bene e quella era la tua strada. Come dice la Daniela: "Si chiude una porta, si apre un portone". Questo in tutto nella vita, basta saper chiudere e accogliere. Anch'io devo andare. Ciao Eliu, grazie. Ciao Dani e ciao Roby e ciao Gladys. Un bacino a tutti. Ciao, ciao, alla prossima. Mo' chiudo veramente, eh. Ciao.